Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Il nostro istituto da sempre si occupa di quanto accade in città e quindi non poteva non occuparsi di quello che è accaduto e sta accadendo nel nostro salotto buono in Piazza San Marco. Io devo dire che sono molto curiosa questa sera di ascoltare la dottoressa Sarabini della Soprintendenza, che ringrazio per la sua presenza, anche perché sarà da sola, essendo la dottoressa Cinzia Rampazzo trattenuta purtroppo, ma la dottoressa Bini se la caverà benissimo. E devo dire che sono molto curiosa, perché tutti noi, vedendo questi busi in piazza San Marco, volevamo capire cosa c'era dentro, cosa si faceva. Sappiamo che non sono stati solo dei busi dettati dagli scavi archeologici, ma sono anche serviti a tutta una serie di servizi per la città, e abbiamo saputo che si sono scoperte cose incredibili. Dalla narrazione che ci sarà fatta oggi ci troveremo di fronte a una Venezia inedita, perché le città belle, c'è un po' questo vizio, si pensa che siano sempre state così, no? I posti belli, cioè Piazza San Marco deve essere sempre stata così, Piazza del Campo a Siena, eccetera. E invece c'è tutta una stratificazione dei secoli incredibile, che è interessante, che è bello conoscere. E dicevamo prima che questa è poi un'opportunità incredibile che noi abbiamo avuto, perché è un terreno che è stato scoperchiato e che verrà richiuso, in parte è stato già richiuso, e chissà mai quando verrà aperto. Quindi è un'occasione, come quando passa la cometa, che passa ogni tot di tempo. Noi abbiamo avuto questa possibilità, e per cui davvero ringrazio la dottoressa Bini per quanto ci andrà esponendo. Ringrazio anche il presidente dell'associazione Piazza San Marco, che è qui presente e che, raduna, lo dicevamo prima, persone molto diverse per estrazione e per attività, ma tutte accomunate dall'amore per la piazza e per l'amore della nostra città, che devo dire ci accomuna tutti. Grazie dottoressa, buon incontro. Grazie. Grazie, ringrazio anch'io dell'opportunità di potervi raccontare quello che stiamo scoprendo, perché appunto gli scavi non sono ancora conclusi, e ringrazio davvero tanto l'associazione di Piazza San Marco, perché, come ricordavamo poco fa, è il terzo incontro di aggiornamento che ormai facciamo questo, e fin da subito sono sempre stati molto disponibili, perché comunque è vero, io faccio questi scavi da funzionaria, faccio questi scavi da archeologa, però se poi li teniamo tra di noi non servono a niente, sono stati spesi soldi pubblici alla fine inutilmente o quasi, perché se poi quello che troviamo non viene in qualche modo restituito a chi questa piazza, questo sito, questo contesto lo vive tutti i giorni per conoscere la propria storia, a quel punto non serve a niente. Quindi questi incontri per me sono fondamentali, perché mi danno l'opportunità di raccontarvi come stanno andando avanti i lavori, quello che abbiamo scoperto, quello che pensiamo eventualmente di poter scoprire, e quelli che saranno anche i nostri passi futuri in quest'ultimo, credo, anno di lavoro che ci aspetta da qui alla metà più o meno del 2025.
Questi lavori sono stati possibili, questi lavori di archeologia, per questa situazione che tutti noi conosciamo bene, cioè dei lavori che si sono dovuti fare per mettere in sicurezza l'area di Piazza San Marco dalle ormai sempre più frequenti e sempre più alte acque che la caratterizzano, e in particolare questi scavi noi li stiamo sviluppando all'interno di quei cantieri coordinati e gestiti dal Comune di Venezia per la sistemazione dei Masegni, per il restauro e la sistemazione dei Masegni. Veniva interessato per questo lavoro praticamente tutta la piazza, e in aree che ovviamente sono state individuate come più lesionate e che quindi necessitavano di manutenzione. Ovviamente per ovvi motivi logistici non sarebbe stato possibile aprire i cantieri tutti assieme, pertanto noi ormai abbiamo imparato a conoscere questi mini cantieri che girano un po' su tutta la piazza ormai da un paio d'anni, tra piazza e piazzetta, e sono appunto i mini cantieri che vengono aperti e richiusi per poter favorire questo lavoro di restauro. Nell'ambito di questi lavori, appunto, come vi dicevo, coordinati dal Comune di Venezia, la Soprintendenza a quel punto ha pensato che potesse essere l'occasione per finanziare uno scavo archeologico. Il motivo è molto semplice, perché fare uno scavo archeologico in Piazza San Marco senza l'opportunità di un altro lavoro che permettesse di appunto aprire la piazza, togliere i Masegni, poteva essere praticamente impossibile, quindi era un'occasione unica per poter indagare il sottosuolo, un po' perché togliere i Masegni costa tantissimo, e togliere e riposizionarli costa tantissimo, non tutti lo possono fare, non si può fare all'acqua di rose, ma soprattutto cantieri in Piazza San Marco, come tutti noi sappiamo, causano chiaramente dei disagi, quindi poter fare questo scavo archeologico contemporaneamente a un cantiere che doveva essere fatto, come appunto è stato ricordato, per la manutenzione non solo della piazza ma anche degli sottoservizi che erano ammalorati. E quindi appunto con la programmazione triennale dei lavori pubblici, che è una programmazione che tutti noi possiamo chiedere praticamente una volta l'anno, ho cominciato a chiedere finanziamenti per l'indagine del sottosuolo. Ho chiesto un primo finanziamento, qua comincio a darvi tutte le cifre che finora sono state spese per questi scavi in piazza. E questo primo finanziamento, con appunto questa legge speciale che effettivamente uscì nel 2022, una programmazione che esce ogni 3 anni, all'epoca però era febbraio 2022 mi pare, sì, non era sicuro di quando, anzi febbraio 2021, non era sicuro di quando questi lavori sarebbero iniziati, quindi per non chiedere una cifra troppo alta, che poi diventa un peccato sprecare, mi sono tenuta su una cifra abbastanza contenuta, che devo dire è stata spesa ovviamente tutta e veramente con l'acqua alla gola fino all'ultimo centesimo, in attesa che effettivamente arrivasse il secondo finanziamento, che è quello tuttora in corso, ovviamente più sostanzioso, che ha previsto appunto un'erogazione di 115.000 euro come continuazione appunto dei lavori iniziati. Ed è quello appunto tuttora in corso con la programmazione triennale 24-26. Da ultimo ne ho chiesta un'altra che speriamo che ovviamente ci diano, anche se la finanziaria non sta andando benissimo, però insomma dovrebbe partire dall'anno prossimo, con quella che dovrebbe essere la cifra finale, che dovrebbe comprendere magari le ultime parti di scavo, le analisi sui materiali e la pubblicazione, di cui parleremo verso la fine. Questi finanziamenti sono stati diretti come responsabile del progetto, direzione lavori e progettazione da me per conto della Soprintendenza di Venezia Laguna, e mi fa piacere anche citare la ditta esecutrice, che è appunto la Semper di Padova, con la coordinazione della dottoressa Cinzia Rampazzo, appunto, che doveva essere qua con me stasera, ma mi fa piacere anche appunto avervi scritto tutti gli archeologi che più o meno, che in più cantieri o meno cantieri, hanno comunque partecipato agli scavi in Piazza San Marco.
Un'altra parte di questo secondo finanziamento, cioè quello della programmazione 24-26, è stata destinata, la maggior parte ovviamente per lo scavo, un'altra parte è stata destinata invece a tutta un'altra serie di servizi e lavori. In particolare, essendo che chiaramente questo scavo in Piazza San Marco era un'occasione unica, più unica che rara, ho pensato che potesse essere interessante fare delle riprese anche degli scavi, perché una volta, tra l'altro, noi in soprintendenza avevamo i colleghi fotografi che facevano anche le riprese dei restauri, i video dei lavori, che infatti noi abbiamo un bellissimo archivio audio-video che effettivamente andrebbe restaurato. E quindi adesso purtroppo non sono più previsti in organico figure di questo tipo, però in realtà perdiamo davvero una fetta importantissima di documentazione, quindi una piccola parte di questo secondo finanziamento ho pensato che potesse essere dedicata alla ripresa non solo degli scavi, ma anche di quelle che potevano essere le attività collaterali allo scavo, tipo lo studio della documentazione, anche quella di archivio, foto storiche e quant'altro, con appunto la ditta Kublai Film. Un altro interessante progetto che stiamo portando avanti con l'Archivio di Stato di Venezia è relativo al recupero di tutta la documentazione che è stata prodotta, archivistica, che è stata prodotta su Piazza San Marco, sull'area marciana in generale, soprattutto nel corso dell'Ottocento, e che per motivi amministrativi è confluita poi all'Archivio Centrale di Roma. Quindi in realtà io mi sono resa conto, facendo le mie ricerche per questi scavi, che all'Archivio Centrale, all'Eur a Roma, c'è un enorme archivio dedicato davvero a tutti i lavori, non solo archeologici, perché all'epoca l'archeologia era un lavoro abbastanza collaterale, ma di tutti i lavori proprio infrastrutturali che hanno interessato l'ammodernamento della piazza nel corso del XIX secolo. Quindi immaginate quanta documentazione importante anche per noi, anche per fare tutela, ci potrebbe essere in queste carte, che però magari ai colleghi di Roma non viene in mente di studiare, invece a noi ovviamente di Venezia sì. Era un lavoro che non potevo fare io perché ci vogliono delle competenze da archivista, e quindi ho chiesto una collaborazione all'Archivio di Stato, che ovviamente ha la strumentazione per poter effettuare questo lavoro. Sarà un lavoro molto lungo, ma che secondo me poi darà grandi risultati. Una parte ovviamente dedicata alla comunicazione e alla valorizzazione di questi risultati. Mi è capitato appunto di portare i lavori di Piazza San Marco ad alcuni convegni, di cui tra l'altro il prossimo sarà a fine mese alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum, in cui parlerò in particolare della scoperta di San Gemignano, e ovviamente anche l'inventariazione dei pochi ma significativi reperti che abbiamo trovato, e a eventuali analisi archeometriche, soprattutto quelle che ci permetteranno, speriamo, di poter dare una datazione assoluta agli strati che abbiamo rinvenuto. Da cosa partivamo? Noi partivamo in realtà da un lavoro estremamente simile, perché nel 1885-1889, appunto come vi raccontavo anche poco fa, è successa una cosa analoga: bisognava rifare la pavimentazione. E quindi ancora una volta il Comune di Venezia programmò appunto il rifacimento della pavimentazione in Piazza San Marco, e allo stesso modo i colleghi archeologi, che in realtà all'epoca erano più architetti, hanno pensato: benissimo, è l'opportunità per indagare il sottosuolo. Ed effettivamente all'epoca venne fatta quindi la stessa cosa che stiamo facendo adesso: vennero fatti degli scavi laddove venne divelta appunto la pavimentazione vecchia. E noi abbiamo fortunatamente questa pianta, che è la pianta che ci ha lasciato Federico Berchet, e che è una pianta che ci permette di avere una linea guida su quello che è il sottosuolo di Piazza San Marco. Quindi voi potreste dirmi: ma perché, se abbiamo già fatto gli scavi, ne rifacciamo altri? Perché ovviamente all'epoca Federico Berchet non aveva gli strumenti di indagine che abbiamo noi adesso, 150 anni dopo. Anche le tecniche comunque di scavo archeologico non erano le stesse di adesso. Era agli albori il discorso di scavo stratigrafico, che è quello che permette appunto di indagare il sottosuolo tramite livelli e quindi di riconoscere la cronologia di un sito. Quindi noi abbiamo in realtà una mappa di strutture che Berchet aveva individuato, e che però ci hanno fornito importantissime indicazioni su come andare avanti con i lavori. Infatti noi
abbiamo detto ci sono i mini cantieri del Comune di Venezia che apre per la manutenzione dei masegni, però noi non andiamo a scavare in ogni mini cantiere, andiamo a scavare solo laddove effettivamente pensiamo ci possa essere qualcosa di interessante per i dati che noi vogliamo recuperare. E devo dire, soprattutto grazie alla pianta di Berchet estremamente accurata per quanto riguarda la triangolazione anche delle strutture, è stato possibile avere una programmazione degli scavi archeologici abbastanza accurata. Berchet fortunatamente non ci lascia soltanto la planimetria, ma ci lascia anche dei documenti che lui poi ha fatto confluire in una pubblicazione, ma anche delle foto. In questo caso, anche nella foto successiva, i resti del Rio Batario, di questa doppia volta di questo rio appunto che divideva praticamente in due Piazza San Marco fino alla fine del 1200 e che poi venne interrato per creare quello spazio aperto da piazza che tutti noi conosciamo. Ecco, lui all'epoca riuscì a intercettare questa doppia volta, cosa che noi adesso in realtà faremmo fatica a fare perché è molto in profondità, è abbastanza in profondità, e dove il comune è andato ad operare con i mini cantieri è purtroppo in punti molto vicini a quello che è, vediamo dalla foto precedente, a quella, vediamo se riusciamo col mouse, a quella che è la macchina da pozzo centrale alla piazza. Il Rio Batario è questo. E i mini cantieri appunto sono abbastanza vicini a questa zona, per cui purtroppo i punti in cui abbiamo aperto, provando appunto a raggiungere il Rio Batario, avevamo il problema delle sabbie del pozzo, della macchina da pozzo che ci crollavano sulla sezione e quindi per motivi di sicurezza abbiamo dovuto chiudere lo scavo perché chiaramente non potevamo proseguire. Però per fortuna per quanto riguarda il Rio Batario in realtà i dati che ha fornito Federico Berchet sono molto preziosi, molto importanti e utili al posizionamento del Rio e comunque a ricostruire anche il suo percorso. Cosa sappiamo di quello che c'era prima in Piazza San Marco? Prima di cosa? Prima della sistemazione che noi vediamo adesso, che è una sistemazione cinquecentesca, creata, diciamo così, progettata da Sansovino e che però più o meno ricalca anche quella che era la conformazione della piazza in età medievale avanzata, cioè quella che venne poi fornita dal doge Sebastiano Ziani appunto alla fine del 200 e che appunto più o meno ha cominciato a dare la conformazione di piazza che noi conosciamo, quindi con lo spazio aperto, con le procuratie laterali, con comunque un'ala finale che chiudeva la piazza in cui appunto fino al 1807 c'era anche la chiesa di San Gemignano, la basilica, quindi tutti gli elementi che anche noi ora possiamo vedere, anche il campanile ovviamente. Di quello che c'era prima sappiamo molto molto poco. Io adesso qua vi ho messo questa ricostruzione che è tratto dall'ultimo libro firmato da Gelichi e Gasparri, Venezia Isola del Rifugio, le isole del rifugio, che parla appunto di Venezia e delle origini da un punto di vista storico e da un punto di vista archeologico, almeno appunto dei dati che sappiamo. E i due autori propongono questo disegno ricostruttivo di come doveva più o meno presentarsi Piazza San Marco nell'Alto Medioevo. È abbastanza plausibile se lo confrontiamo con i dati che abbiamo anche di altri contesti dello stesso periodo, quindi edifici ecclesiastici che sappiamo esserci sempre stati comunque nella piazza in muratura scoperta, quindi senza intonaco, case o comunque complessi in legno, e il legno era il materiale principale nell'Alto Medioevo per le costruzioni, perché appunto la pietra veniva usata tendenzialmente per gli edifici ecclesiastici e per gli edifici del potere. Sappiamo infatti che al posto dell'attuale Palazzo Ducale, che è ovviamente in stile molto tardo e molto più tardo, c'era probabilmente però un castrum, un qualcosa che comunque identificasse un luogo del potere civile. E appunto noi qua vediamo questo complesso ecclesiastico che è al posto dell'attuale basilica, la Sant'Odaro, una prima San Marco, e poi abbiamo effettivamente quest'altro complesso leggermente spostato che
dovrebbe essere appunto la San Gemignano, il cui orientamento però è ipotetico. Noi non abbiamo nessun dato su come effettivamente era costituita questa piazza, finora avevamo solo dati documentali dovuti chiaramente quindi non avevamo dati iconografici e quantomeno planimetrici di questo edificio. Pertanto, sapendo più o meno quella che era la situazione di Piazza San Marco delle origini, e chiaramente era quello che a noi interessava di più indagare, avendo la pianta del Berchet, avendo la pianta dei mini cantieri del comune, diceva bene, dove vogliamo andare a scavare? Sicuramente non vogliamo andare a scavare in centro alla piazza. In centro alla piazza c'è la macchina da pozzo che avrà nelle sue fondazioni, essendo molto grande e molto profonda, avrà completamente distrutto tutto quello che c'era prima. Ci interessa però provare a individuare le procuratie medievali, che sono queste tracce che vedete qua dove passo il mouse. Queste sono le tracce, le procuratie medievali che Berchet effettivamente aveva individuato e sono molto molto precise. Il Rio Batario, che lui stesso appunto, come dicevamo prima, aveva individuato nel suo percorso. C'erano però delle strutture particolarmente interessanti che Berchet, appunto, come vi dicevo, oltre a queste planimetrie, oltre alle foto, ci ha restituito anche una pubblicazione, no, di quello che ha scoperto, ma lui descrive solo, giustamente anche molto professionale, solo quello che aveva capito, come appunto il Rio Batario. Lui penso anche con ragione di aver identificato anche l'Ospizio Orseolo, le procuratie medievali, la macchina da pozzo che ha posizionato veramente al millimetro. Ci sono però queste altre due strutture che lui mette in pianta perché obiettivamente ci sono, ma non le descrive. Vedete che ci sono delle strutture che in qualche modo, queste in particolare, sono completamente fuori contesto, non hanno nessun tipo di orientamento con il resto della piazza, con il resto delle murature che lui aveva individuato. A quel punto, come vi dicevo, lui all'epoca aveva strumenti di 150 anni fa. Assieme alla dottoressa Rampazzo abbiamo detto bene, lì andiamo a scavare, proviamo a vedere se riusciamo a capire cosa sono. E quindi semplicemente abbiamo sovrapposto la pianta del Berchet con la pianta dei mini cantieri, potendo così fornire al Comune di Venezia tendenzialmente un cronoprogramma dei punti in cui ci interessava approfondire con lo scavo archeologico. E quindi cosa c'è di nuovo? Di nuovo rispetto a cosa? Di nuovo rispetto a quello che si è sempre pensato della Venezia delle origini. Cosa possiamo dire? Allora, intanto un discorso sulle pavimentazioni della piazza. Delle pavimentazioni della piazza si è sempre saputo che adesso ci sono i masegni, ancora prima c'era una prima fase di masegni, ma ancora prima c'era una fase di altinelle. E basta. Cioè comunque si è sempre parlato tendenzialmente solo di pavimentazioni monumentali. Non è vero, in realtà le pavimentazioni che hanno caratterizzato Piazza San Marco sono tantissime, ma saranno veramente nell'ordine del centinaio. Perché chiaramente per pavimentazioni noi non consideriamo soltanto quelle di cui c'è rimasta una traccia certa o una traccia documentale, ma anche le tracce che riusciamo a leggere sul terreno. Ed è stata una lettura estremamente difficile da parte dei miei colleghi archeologi, perché, considerate, perché Piazza San Marco è il punto più basso di Venezia? Secondo voi? Non è tanto quello, perché l'uomo quando costruisce, tendenzialmente costruisce sopra. Dorso duro, perché si chiama dorso duro? Perché si è creato un bello zoccolo duro, perché ci hanno costruito sopra. Infatti dorso duro, quando c'è acqua alta, tendenzialmente mi pare di aver capito che è una zona abbastanza tranquilla. Piazza San Marco no, perché a un certo punto in Piazza San Marco comandava la basilica e le procuratie. Non si poteva andare sopra con la pavimentazione e non si poteva neanche, pensate che lavori sarebbero stati, sollevare la basilica e sollevare le procuratie. Quindi a un certo punto comandava la pavimentazione di basilica e procuratie. Quindi se dovevo rifare la pavimentazione
perché comunque abbiamo sempre avuto problemi di acqua a Venezia, quindi pavimentazione rovinata c'è sempre stata. Poi a un certo punto, soprattutto con la Serenissima, è sempre stato il salotto d'Europa, di un'Europa diciamo primordiale, quindi doveva comunque apparire anche ricca, no? E quindi si toglieva e si ricostruiva, si toglieva e si ricostruiva, si toglieva e si ricostruiva. E quindi noi cosa riusciamo a individuare? Riusciamo a individuare, ma veramente si parla di millimetri, nelle sezioni degli scavi che abbiamo aperto, i resti delle preparazioni, delle pavimentazioni precedenti che sono state tolte. E quindi queste pavimentazioni che adesso non vediamo più di fatto, in realtà però sono esistite. Ed è un dato ovviamente importante per capire anche i lavori di urbanistica che hanno fatto a Venezia nel corso dei secoli. Qui ad esempio vediamo appunto il primo pavimento che viene fuori, praticamente in ogni mini cantiere è sempre venuto fuori questo pavimento, che è il pavimento in altinelle. E da questa foto che vedete, e ve ne faccio vedere lo stesso mini cantiere ma da un'altra angolazione, vedete già come in questo caso si vedano bene le due quote diverse di pavimento, ma in pochissimi centimetri l'uno dall'altro. E questo vuol dire anche ricchezza, perché se io mi metto sopra vuol dire che io ho nuove altinelle da posizionare, non tolgo quelle precedenti e magari le riutilizzo, perché invece in tanti altri punti abbiamo visto proprio tracce di restauri, anche fatti un po' malino, devo dire la verità, quindi magari momenti in cui non era possibile forse rifare completamente la pavimentazione, oppure altri momenti in cui i veneziani hanno forse valutato che era opportuno tenere la pavimentazione precedente, così si creava un pochino di soletta, e questo però non avrebbe dato fastidio alle quote appunto che dicevamo delle procuratie della Basilica. Quindi vedete quanti dati anche da pochi centimetri possiamo già ricavare per capire quella che era la vita anche degli urbanisti della Venezia dell'epoca. Abbiamo trovato poi strutture che noi tendenzialmente, almeno in questa fase degli studi, ma prendetela veramente molto con le pinze perché dovremmo studiare, abbiamo definito altomedievali perché come diciamo tipologia muraria non ci paiono comunque in linea con i resti delle procuratie medievali, ma medievali diciamo tarde, quindi del fine 200 appunto 300. E sono effettivamente quelle che Berchet aveva posizionate in maniera appunto un po' strana in questo punto della piazza, che era uno dei due punti che vi ho fatto vedere precedentemente. E sono queste. Siamo a una quota più bassa rispetto ai resti appunto delle procuratie medievali perfettamente individuabili. Abbiamo una muratura più disordinata, abbiamo una muratura più di reimpiego, hanno effettivamente un andamento strano rispetto a tutto il resto che hanno intorno. Cosa sono? Non lo sappiamo. Questo ad esempio è un mini cantiere che qua lo vedete nella parte finale tranciato perché effettivamente a breve dovrebbero riaprire un'altra metà e ovviamente lì andremo a fare lo scavo perché speriamo di avere qualche dato in più per capire questa struttura. Ricordatevi questo dato che vi dico adesso perché ci tornerà utile più avanti nella spiegazione. Siamo dietro il campanile. Dietro nel senso, adesso scusatemi, purtroppo mi confondo un po' i bar, non il Florian, quello prima verso l'Aurora, perfetto, siamo più o meno di fronte all'Aurora. E quindi ecco, non proprio dietro il campanile, poco dopo andando verso la fine della piazza. E poi abbiamo la San Gemignano, che è stata ovviamente la scoperta, diciamo, principale e più importante che non pensavamo di fare di questi cantieri. Cosa sappiamo di questa San Gemignano? Sappiamo sicuramente che è una chiesa sfortunata. È una chiesa che dalle fonti sappiamo che è sempre esistita in piazza San Marco, però purtroppo poverina ha avuto una serie di vicissitudini per cui l'hanno spesso spostata da dove era inizialmente. L'ultima sua collocazione era quella certa perché era quella che ci riportano anche tutti i dipinti, le incisioni, soprattutto dal 500 in poi, che è appunto alla fine della piazza e sappiamo che venne a questo punto definitivamente abbattuta nel 1807 quando Napoleone decise di costruire l'ala napoleonica
e quindi adesso appunto non esiste più. Però non è sempre stata lì. Prima la San Gimignano era tendenzialmente al centro della piazza. Non sappiamo quanto fosse grande, non sappiamo quanto disturbasse effettivamente alla visione di piazza che poi a un certo punto si è voluto dare, ma evidentemente disturbava perché venne spostata almeno 2 volte. In origine doveva trovarsi effettivamente più o meno all'altezza, cioè più o meno di fianco alle procuratie vecchie, ma a un certo punto, non si sa quando, non si sa come, invece potrebbero averla spostata verso le procuratie nuove. E da lì il dato di quelle strutture, che però appunto, per carità, cioè non voglio dire. Però ecco, vedete che il fatto di trovare effettivamente strutture altomedievali dove l'abbiamo trovata e dove siamo tendenzialmente sicuri al 99% di aver trovato la San Gimignano, trovarne altre simili, speculari, chiaramente ci fa riflettere, ma vedremo quando speriamo apriremo il prossimo cantiere e speriamo di avere dei dati. Perché dico speriamo di avere dei dati? Perché noi cosa avevamo di queste strutture? Avevamo questa traccia di Berchet, e quando abbiamo aperto la situazione che avevamo era tendenzialmente questa. Avevamo trovato queste murature che appunto anche in questo caso per tipologia, per conformazione, per cosiddetta apparecchiatura muraria e per quote erano molto plausibili collocarle nell'Alto Medioevo, comunque diciamo in una fase precedente a tutto quello che stavamo indagando intorno, quindi pavimentazioni in altinelle, procuratie, eccetera. Il dato che ci ha fatto capire che eravamo in contesto ecclesiastico è questa traccia qua, che all'inizio era solo questa e che però si è rivelata essere questa, una tomba. Anche la tomba è stato a questo punto il dato certo, perché tomba chiama chiesa. Tra l'altro, come conformazione tafonomica di questa sepoltura siamo in pieno Alto Medioevo, perché queste tombe collettive, che era una pratica assolutamente usuale, tombe collettive, non per forza di famiglia, anzi non erano assolutamente familiari quelli che venivano sepolti nella stessa tomba. Il motivo per cui venivano sepolti nella stessa tomba è che all'epoca si voleva stare il più vicino possibile alla zona più sacra di un edificio di culto, che era l'altare o comunque l'abside, dove tendenzialmente poi, non credo in questo caso, ma tendenzialmente erano conservate le reliquie, no, del santo che magari quella chiesa di cui portava il nome. E quindi più vicino stavi al santo, più era ovviamente meglio per la tua vita ultraterrena. E quindi quando però diciamo attorno nelle tombe diciamo individuali, attorno all'abside c'era ancora posto, si riapriva, c'era un personaggio che era preposto alla gestione di questi cimiteri, riapriva le tombe e infilava nuovi defunti finché la tomba non era piena. In questo caso abbiamo almeno 7 individui, ma anche qua lo studio è ancora in corso, di cui almeno 2 bambini. E appunto vi dicevo, come conformazione sia di questa sepoltura collettiva sia di questi mattoni che vedete attorno alla tomba sono sesquipedali romani, quindi sono mattoni di recupero. Vengono da Altino, vengono da Aquileia, non lo so, però diciamo di recupero, ed era una pratica assolutamente frequentissima in questo periodo. Siamo tra il VI-VIII secolo, speriamo che il Carbonio XIV ci possa dare qualche dato in più, anche se è molto complicato, il Carbonio XIV su Venezia. Però diciamo come intanto stile di sepoltura, come conformazione dei mattoni, siamo nel pieno Alto Medioevo. Vi dicevo, tomba chiama chiesa, siamo troppo lontani per essere una tomba pertinente a San Marco o alla Sant'Odaro se vogliamo. Le fonti ci dicono che l'unica chiesa che stava in questa zona era San Gimignano. Abbiamo delle murature che possono essere tranquillamente identificate per quote e tipologia nell'Alto Medioevo. Non dico che facciamo 2 più 2 perché in archeologia non si può mai fare, ma direi che l'abbiamo individuata.
E questo appunto è un po' il fotopiano appunto di dei 2 saggi e mezzo che hanno portato all'individuazione di tutte le fasi. Ce ne mancano in realtà un paio, vediamo se viene fuori ancora qualcosa, delle fasi appunto relative a questa chiesa di San Gimignano, che a sua volta abbiamo scoperto avere più fasi. Abbiamo trovato almeno 3 livelli di pavimentazione diversi pertinenti alla chiesa. E io purtroppo temo che gli unici resti di San Gimignano che mai potremmo in qualche modo individuare siano questi. Un po' perché da questa parte ci sono le procuratie che avranno sfondato tutti i resti di quello che poteva esserci sotto, e da questa parte, vedete questa parte più gialla, questo è l'inizio della macchina da pozzo. Quindi in realtà tutto quello che potevamo effettivamente individuare di San Gimignano, secondo me, è questa. E quindi insomma siamo stati fortunati. Qua vedete che c'è la tomba, ne sono venute fuori anche altre di sepolture che in parte abbiamo scavato, ma insomma lo scavo completo che abbiamo fatto è di questa e anche di un'altra. Abbiamo invece poi trovato un sacco di dati relativi al mercato e alle processioni che si tenevano in piazza San Marco. Noi lo sappiamo anche dai dipinti che in piazza San Marco si teneva un mercato e si tenevano delle processioni, come in questo caso qua appunto della festa della Sensa. Tutte queste strutture che noi vediamo nei dipinti ovviamente erano strutture che in qualche modo dovevano essere posizionate sul terreno, e i resti di queste situazioni li abbiamo trovati in questi fori che io impropriamente chiamavo battipali, e che però in realtà appunto il battipalo è un altro, però erano i fori per l'alloggiamento dei pali. Ne abbiamo trovati tantissimi di tipologie varie, a quote varie e a distanza sempre diversa, ma che in realtà probabilmente avevano un ordine tra di loro. Questo sarà un lavoro, mi ritengo molto fortunata perché c'è la collega Silvia De Gan della nostra soprintendenza che sta proprio studiando le attività commerciali della Venezia medievale, quindi le ho già detto che la documentazione relativa a questi fori sarà in mano sua, e che sarà poi compito suo, anche molto certosino, ma lei per fortuna è molto contenta, verificare effettivamente le diverse quote per capire se erano fori che si usavano per il mercato in quale epoca, vedere anche i rapporti tra questi pali e le pavimentazioni che abbiamo trovato per vedere quando vennero alloggiati. Vedete che qua ad esempio abbiamo un battuto giallognolo che è una preparazione di pavimentazione che a un certo punto viene tagliato, si vedono bene i tagli per il posizionamento di questi fori per i pali. Ecco, ne abbiamo veramente tanti a diverse quote, e praticamente anche questi in ogni mini cantiere, piazzetta ne troviamo. E questo sarà interessante per trovare magari anche una corrispondenza tra quello che è il mercato medievale, le pavimentazioni e i dipinti, che ci permettono di avere una specie di fotografia di piazza San Marco come era nel corso dei secoli. Da ultimo, in uno degli ultimi saggi che abbiamo fatto, abbiamo trovato i resti di quelli che erano i restauri compiuti da Forcellini per la facciata di Palazzo Ducale. Che tipo di resti sono? Sono resti in realtà delle impalcature, che chiamiamole impalcature in modo improprio, sono delle specie di impalcature che ovviamente noi conosciamo per quelle che utilizziamo adesso, no? Che sono ovviamente impalcature anche insomma con dispositivi di sicurezza di un certo tipo. All'epoca non c'erano, e erano impalcature di legno, e che quindi dovevano chiaramente essere fissate al terreno con tutto un sistema di travi incastrate, e abbiamo trovato appunto anche i resti di questo evento. Anche in questo caso la documentazione relativa sarà data in pasto alle mie colleghe architette, che meglio di me, ovviamente meglio di noi, possono interpretare i dati anche alla luce della documentazione che questi colleghi del passato ci hanno lasciato. Cosa faremo successivamente? Quali sono i prossimi passi? Ovviamente continua lo scavo. Allora, per quanto riguarda il cantiere archeologico siamo sicuramente al giro di boa, nel senso che non abbiamo una serie di cantieri che vorremmo effettivamente ancora indagare, ma non sono più tantissimi. Però sicuramente per qualche mese ancora lo scavo continua. Bisognerà poi fare uno studio di tutto quello che abbiamo recuperato, perché è vero che appunto si diceva lo scavo viene richiuso, lo scavo è distruttivo, ma noi abbiamo la documentazione che di fatto è il prodotto
scientifico che uno scavo fatto ovviamente con criterio produce. E quindi grazie a questa documentazione potremmo studiare il contesto, finalmente anche con calma potremmo studiarlo, studiare i materiali e poi fare le dovute analisi qualora ce ne fosse bisogno e poi far confluire tutto in una pubblicazione. Vi racconto un po' quella che appunto secondo me dovrebbe un po' essere questa pubblicazione, cosa potrà contenere. Allora, sicuramente una storia degli studi, riprendere tutto quello che è stato fatto in Piazza San Marco nel 1800, perché di fatto sono poi i dati su cui noi ci siamo basati per questi nuovi scavi, da Federico Berchet ma anche da Giacomo Boni, di cui tra l'altro il prossimo anno si festeggiano, diciamo così, i 100 anni dalla morte. Allora, Giacomo Boni, per chi magari lo conosce poco, è un veneziano. È nato a Venezia, si è formato qua a Venezia, tra l'altro è stato anche un esempio mi sono fatto da solo, perché lui poverino perde il papà molto giovane, quindi deve mantenere la mamma e il fratello e quindi va a lavorare come manovale anche per il restauro appunto di Palazzo Ducale. Dopodiché fa carriera, ma una carriera veramente molto molto ampia, fino a che non viene chiamato come direttore delle antichità a Roma, ed è colui che scava per primo il Palatino. E infatti per tutti noi archeologi Giacomo Boni, quando studiamo storia dell'archeologia, è colui che ha scavato il Palatino e quindi lo identifichiamo come archeologo romano, ma in realtà è veneziano. Tra l'altro era architetto, perché all'epoca non esisteva la professione dell'archeologo. Giacomo Boni è colui anche che viene chiamato, dopo che intanto scavava il Palatino, quindi si era fatto anche conoscere a livello anche politico, a livello anche internazionale, viene richiamato a Venezia nel 1902, quando crolla il campanile di San Marco. Ed è colui che gestisce proprio lo sgombero delle macerie, ma uno sgombero stratigrafico, perché anche una cosa importante, Giacomo Boni è colui che introduce in Italia il metodo stratigrafico in ambito archeologico. Ed è il metodo su cui noi oggi basiamo il nostro lavoro. Cioè senza metodo stratigrafico non potremmo conoscere la cronologia dei siti, ed è lui che per primo, tra l'altro, questo metodo stratigrafico lo sperimenta in questi anni proprio a Venezia. Il famoso, è abbastanza famoso come disegno, per noi archeologi sicuro, della sezione del campanile di San Marco, no, del masso fondazionale, è proprio uno dei primissimi esperimenti di archeologia stratigrafica che fa Giacomo Boni. E quindi ecco, qua a Venezia, qua in Piazza San Marco, in realtà è come se si ponessero un po' le basi di quello che è il lavoro dell'archeologo. E quindi secondo me è importante che in questa pubblicazione, anche un po' coincidente appunto col centenario della morte di questo papà per noi dell'archeologia, si possa anche riprendere un po' la storia degli studi di questo importante personaggio veneziano. Ovviamente ci sarà un capitolo dedicato a San Gemignano, sia tramite le fonti scritte, ma anche a questo punto le fonti materiali, e ovviamente uno studio anche delle sepolture che potrà fornirci il dato, speriamo, della datazione più o meno assoluta, avendo resti organici, di questi strati. E poi sarà molto importante, ma molto lungo, anche lo studio di tutte queste pavimentazioni, non solo quelle monumentali, ma tutti i lavori urbanistici appunto che hanno caratterizzato la piazza, assieme anche appunto allo studio del mercato e delle processioni di cui appunto abbiamo trovato le tracce. All'interno di questa pubblicazione io vorrei comprendere anche gli scavi che abbiamo fatto per il posizionamento della barriera di vetro, che ci hanno portato tutta un'altra serie di informazioni su quella che io ho chiamato l'area della basilica, quindi non la basilica in sé, ma l'area attorno. Tutta una serie di strutture che anche lì ancora non sappiamo bene di cosa siano, gli interventi di Meduna, quindi altri lavori di restauro di cui abbiamo trovato le tracce, che comunque fanno parte della storia della piazza, ma anche del complesso basilicale, e anche questo bellissimo cimitero che ci può anche in questo caso dare dati soprattutto di cronologia, ma non solo, perché tramite lo studio degli scheletri che abbiamo rinvenuto possiamo dire
dopo averli datati, magari scavi appunto sepolture che dovrebbero essere databili più o meno tra la fine dell'Alto Medioevo e l'inizio del Medioevo, quindi a cavallo dell'anno 1000, ci possono dare informazioni su cosa mangiavano i veneziani di quell'epoca, se stavano bene o se stavano male, e ve lo dico già da subito, stavano benissimo perché hanno delle dentature perfette, non hanno nessun tipo di frattura, di tracce di artrosi, non hanno niente, stanno veramente bene, sono tendenzialmente uomini, come ci si poteva immaginare perché appunto siamo di fianco alla chiesa, abbiamo molti adolescenti anche, e potremmo cercare di capire di cosa sono morti. È difficile perché non hanno segni di traumi sostanziosi, diciamo così. Ve dico questi dati perché io come specializzazione sono antropologa, quindi lo studio degli scheletri mi piace particolarmente, e anche perché è il nostro diretto, cioè è la nostra fonte diretta veramente sull'uomo. L'archeologia è la disciplina che studia l'uomo in rapporto all'ambiente, ma a me quello che interessa è l'uomo. E quindi studiare effettivamente quello che resta anche dei nostri antenati è un modo veramente per capire come l'uomo viveva in una certa epoca. E possiamo capire se erano veneziani o se vivevano o se erano nati da qualche altra parte, perché all'interno dei denti si conserva tracce di quello che noi mangiamo quando siamo piccoli, solo che per noi ormai non vale più perché la globalizzazione chiaramente ha creato tutta una serie di giri di cibi. Ma all'epoca no, dove vivevi mangiavi quello che ti capitava in quel posto, e quindi poter in qualche modo analizzare quelli che si chiamano appunto isotopi stabili ci permette di capire se erano veneziani o quantomeno del contesto dell'arco adriatico, o se magari venivano da fuori, dall'Oriente. Sappiamo i rapporti, no, che aveva Venezia con l'Oriente, chissà, magari potevano esserci anche degli scambi di questo tipo. Ecco, quindi in realtà dell'area della Basilica sicuramente la cosa più importante sarà, secondo me, lo studio di questi veneziani, anche perché il cimitero di Piazza San Marco della Basilica è per ora uno dei cimiteri in zona rialtina più estesi che abbiamo trovato, quindi insomma è interessante perché abbiamo tanti dati da poter ricavare. E poi abbiamo appunto l'area di Palazzo Ducale con gli interventi di Forcellini, quindi sarà anche bello poter vedere se i dati archeologici ci danno qualche dato in più su quella che è la storia del restauro di Venezia. E poi anche in piazzetta potremmo capire attraverso lo studio sia della pavimentazione ma anche dei dati delle sezioni che ricaveremo dagli scavi dove arrivava la laguna, dove arrivava il bacino di Piazza San Marco. Sappiamo che era molto più interno rispetto a quello che vediamo adesso. Forse riusciremo a capire se nei secoli anche questa area di riva è cambiata e in che modo. Tutto questo ovviamente sarà contornato da uno studio del materiale che per noi è fondamentale per poter dare un dato cronologico, quindi la ceramica che ci dà dati importanti anche sul commercio. Se abbiamo ovviamente delle ceramiche che provengono dall'Oriente, capiamo che Venezia commerciava con l'Oriente. Se abbiamo monete magari non del posto, ma abbiamo monete che in quell'epoca erano invece coniate da un'altra parte, anche questo è un dato importante per vedere gli scambi culturali e commerciali che Venezia poteva avere. Ovviamente il radiocarbonio e le malte, che secondo me, io ho in mente un progetto abbastanza interessante su Venezia, perché secondo me è un contesto unico di studio per il radiocarbonio e per la datazione delle malte, perché è un contesto molto particolare, la laguna, perché purtroppo l'acqua disturba molto la datazione al C14 per un discorso di contaminazioni. L'acqua e Porto Marghera sono due cose che purtroppo non danno dei dati certi sulle datazioni, però è una cosa che nessuno per ora ha mai preso in considerazione, proprio studiare Venezia, e che secondo me, ve lo dico tranquillamente, è uno dei problemi su cui si basa la famosa origine di Venezia. Cioè tutti questi dati che abbiamo, a parte i dati archeologici che sono studiati molto poco, ma ci manca effettivamente non degli archeologi ma dei fisici nucleari che possono studiare
il contesto di datazioni veneziane, perché è proprio un contesto molto particolare da un punto di vista delle datazioni assolute al carbonio, sia per quanto riguarda i resti organici, quindi appunto per il carbonio 14 che si può fare soltanto sui resti organici, ma anche sulle malte che invece possono dare una datazione con diversi tipi di materiali, di atomi, in questo caso sono termini che anche per me sono stralunati, quindi prendeteli come io li ho capiti. In questo caso l'aragonite, che permette però una datazione abbastanza precisa se fatta in determinati contesti, in questo caso con la contaminazione dell'acqua. Quindi vedete come da una parte l'acqua magari può disturbare, ma da una parte potrebbe fornirci altri dati, e questa è una cosa secondo me su cui Venezia sarebbe un contesto di studio unico. E poi appunto, come vi dicevo, il materiale antropologico, la ceramica, la fauna. Abbiamo trovato tanti resti di animali, perché sappiamo che in Piazza San Marco c'erano anche delle macellerie, per cui tanti resti di animali che sono già in corso di studio grazie a una collaborazione con Ca' Foscari e con il Museo di Storia Naturale, e i carotaggi. I carotaggi ci possono dare informazione sia sui livelli antropici, ma anche magari sulla formazione dell'insula marciana, perché i carotaggi vanno molto a profondità e i geoarcheologi, queste figure un po' ibride, riescono a leggere appunto i rapporti tra i livelli antropici, quindi quelli in cui era presente l'uomo, ma anche i livelli geologici, quindi capire effettivamente un po' l'evoluzione, che sappiamo come è sempre in trasformazione Venezia, l'evoluzione anche geologica del contesto dell'area di San Marco. Grazie a tutti questi dati, appunto messi insieme, possiamo provare a ricostruire, con le dovute ipotesi, quella che poteva essere la piazza delle origini, le strutture che la caratterizzavano, e anche il paleoambiente. Il paleoambiente cosa vuol dire? Che tipo di essenze, di piante, di pollini giravano nel contesto di San Marco in epoca romana, in epoca medievale e quant'altro. Anche in questo caso lo studio dei colleghi archeobotanici ci potrà dare, speriamo, delle informazioni interessanti per poter non solo ricostruire le strutture, no, che noi andiamo a riproporre a livello ricostruttivo dai dati che abbiamo estrapolato, ma anche il contesto ambientale, che così non ce lo inventiamo, ma lo facciamo, diciamo, con cognizione di causa. Quindi, per riassumere, questa pubblicazione vuole raccontare la vita dei veneziani nel corso dei secoli. Un ultimo capitolo mi piacerebbe che fosse dedicato a noi invece oggi, no? Perché io sono riuscita a fare questi scavi? Perché appunto c'è stato un coordinamento con altri cantieri dovuti ad altri interventi emergenziali. Le opere delle difese per l'isola di San Marco in generale, che nel corso di questi ultimi anni ha caratterizzato anche scavi che hanno fatto vicino al campanile, a riva attorno alle colonne sulla riva del bacino di San Marco, la barriera di vetro e il restauro di Masegni. Quindi mi piacerebbe che fossero raccontati anche questi lavori, chiaramente con la collaborazione del Provveditorato e del Comune di Venezia, che possano essere raccontati i lavori per i quali poi sono stati fatti anche questi scavi, no? E anche un contributo da parte vostra. Cioè noi abbiamo fatto, ricordavamo prima, questa è la terza incontro che abbiamo fatto sugli aggiornamenti, diciamo così, del cantiere, però abbiamo fatto anche video, abbiamo fatto conferenze, io anche con i miei colleghi ho cercato di fare più attività possibili per poter in qualche modo far fruire di questi dati anche in corso di esecuzione. E quindi sarebbe bello, con il vostro aiuto, poter raccontare anche questo aspetto che secondo me è fondamentale, quindi a chiusura di tutto un lavoro durato tanti anni, che però che non racconti soltanto l'archeologia e il passato, ma che racconti anche come il passato si rapporta con il presente, quindi come noi, più voi che siete, diciamo, i veneziani che per primi devono fruire di tutto questo che abbiamo trovato, come voi lo ritenete, spero, bello, interessante e positivo per la vostra vita e per la vostra città. Grazie.
Non so se ci sono delle curiosità, delle domande. Mi fa piacere, sono qua. C'è una signora in fondo. Dove vai? Grazie mille. È una domanda molto semplice. Vorrei sapere l'età media dei veneziani di cui lei ci ha accennato, che godevano buona salute, si aggirava su che età? Allora, appunto, abbiamo trovato un gruppo, devo dire, abbastanza consistente di adolescenti che data precisa ancora non l'abbiamo ricavata, ma siamo quindi tra i 13 e i 17 anni. Tutti gli altri sono quelli che, considerando l'epoca, noi consideriamo età anziana, quindi siamo oltre i 55 anni. Però per l'epoca era difficile arrivare a quell'età, quindi è considerata un'età avanzata. È una bella età questa. Sì, no, ma stavano veramente bene, mangiavano bene perché avevano dei denti veramente perfetti, le ossa comunque molto ben sviluppate, quindi vuol dire una buona alimentazione fin da piccoli. Per cui devo dire, almeno quelli che giustamente si facevano seppellire di fianco alla chiesa principale, effettivamente stavano bene. E poi volevo fare un'altra domanda, mi scusi se magari non sono esatta in quello che dico. Ricordo anni fa di aver assistito ad una conferenza proprio qui, dove ci hanno mostrato la base di una colonna che era di marmo rosso, e ci hanno detto che poi era la base originale e poi è stata ricoperta in seguito ad altri lavori. Mi è rimasta sempre questa curiosità, perché poi non ho più saputo niente, ma ho visto questa base a gradini di marmo rosso. Forse si tratta di quei lavori che hanno fatto attorno alle colonne, può essere 2005-2007, no, più o meno quegli anni lì. È sicuramente precedente. Guardi, allora in questo momento sinceramente non mi viene in mente. Speriamo, magari se era un contesto archeologico, noi stiamo studiando tutta la documentazione che abbiamo in archivio sugli scavi anche fatti 20-30 anni fa su Piazza San Marco, speriamo che possa venire fuori. Se viene fuori le assicuro che la mettiamo all'interno della pubblicazione, perché verrà pubblicato tutto. Era veramente imponente questa struttura, cioè non è che era una cosa risicata, era veramente una cosa molto bella da vedere, e ci hanno detto, mi ricordo chi era il dottore che lo diceva, che è stato necessario ricoprirlo per portarlo a livello con la piazza. Questo sì, perché ad esempio in questi 2 anni spesso mi è stato chiesto se era possibile creare una pavimentazione che permettesse di vedere quello che c'è sotto, però purtroppo non si può fare, sia per un livello, per discorsi veramente logistici e anche manutentivi, ma poi perché Piazza San Marco, immaginatela con dei masegni e in parte delle cose di vetro che poi magari si riempiono d'acqua, cioè diventa chiaramente impossibile. Quindi purtroppo il coprire gli scavi è una cosa che si deve fare. Però io una cosa che dico sempre, che ho detto anche prima, per noi archeologi non è una cosa così brutta, passatemi il termine, ricoprire gli scavi, cioè non la vediamo come una cosa che oddio tanta fatica ho scavato e poi devo ricoprire, perché per noi avere la documentazione è come avere lo scavo. Cioè, grazie appunto anche alla tecnologia che abbiamo adesso, riusciamo veramente a riproporre, ma veramente al millimetro, tutto quello che abbiamo trovato, se la documentazione è fatta bene, ma in questo caso vi assicuro che è fatta molto bene. E quindi in realtà sì, magari non si potrà vedere dal vivo, anzi io vi invito, se avete voglia, prossimamente, se vedete che ci sono gli archeologi in scavo, loro sono sempre molto disponibili, se avete delle curiosità è un'occasione effettivamente per vedere i lavori in corso. Però poi dopo ci sarà appunto, questa pubblicazione, e poi comunque i dati saranno a disposizione di tutti quelli che nel corso dei prossimi anni vorranno studiare il contesto marciano, perché poi le tecnologie si evolvono, anche la nostra conoscenza dei dati comunque è in evoluzione, per cui magari tra qualche anno qualcuno potrà avere delle ipotesi nuove rispetto a quelle che abbiamo noi adesso. Per cui mi dispiace non poterle rispondere su questo dato, che è interessante, speriamo effettivamente di recuperarlo con lo studio della documentazione degli anni 90. A lei.
Buonasera, volevo chiedere, può dirci qualcosa di più sui livelli delle pavimentazioni di Piazza San Marco? Sì, allora, nella slide che facevo vedere prima, diciamo, vi ho fatto un po' una cronologia di quelle che sono, diciamo, le pavimentazioni che noi conosciamo, grazie ai dipinti, grazie ai dati comunque archivistici che ci sono stati lasciati, e grazie chiaramente alle indagini archeologiche che hanno permesso di apportare un dato materiale a quello che era scritto, diciamo, perché comunque la differenza fondamentale tra il dato archivistico e il dato archeologico, che devono comunque essere sempre letti insieme, è che il dato archivistico è un dato più casuale. Anche in alcuni casi il dato archeologico, per quello dico, devono spesso, quando è possibile, essere letti assieme, perché ovviamente il documento del 1172 non è detto che ci arrivi e che ci descriva la pavimentazione rifatta da Ziani. Se io ho un documento che ci racconta di una sistemazione urbanistica fatta da Ziani tra il 72 e il 78 e poi effettivamente questo dato, e vedo sotto i masegni una pavimentazione che per quota è compatibile con questo dato, effettivamente a questo punto ho riscontro tra documentazione archivistica e documentazione archeologica. Però ecco, tutte queste pavimentazioni che noi conosciamo dalle fonti sono giustamente anche le pavimentazioni che sono state più documentate nelle fonti, perché sono quelle monumentali, no? Quelle in cui ci voleva un impegno economico notevole da parte del governo dell'epoca per poter rifare o ripavimentare con altro materiale la piazza. Il dato iconografico è importantissimo, perché anche questo ci dà una cronologia. Quando abbiamo dei dipinti con una data certa di attribuzione e di appunto di esecuzione, ci dà chiaramente un dato visivo che deve essere ovviamente anche lì sempre preso con le pinze, perché comunque fa parte, non è una fotografia, comunque fa parte in un qualche modo anche dell'autore, no? Della sensibilità dell'autore che ha voluto fare quel quadro in quel modo. Però tutti questi dati messi insieme ci hanno permesso di avere questa cronologia delle appunto pavimentazioni monumentali. Le altre pavimentazioni, che non è detto assolutamente che tutte si riescano a datare, però secondo me il dato più importante è che grazie a questi scavi abbiamo capito che le pavimentazioni costruite, se vogliamo dire così, o comunque realizzate in Piazza San Marco sono molto più numerose di questo elenco che noi abbiamo, perché semplicemente io ritengo che debba essere considerata anche pavimentazione il battuto. Che cos'è il battuto? Il battuto è il battuto, cioè una terra che viene calpestata, quindi che nel corso degli anni viene talmente tanto calpestata che diventa veramente un pavimento, che tra l'altro per noi archeologi, quando lo identifichiamo, è molto difficile anche da scavare perché è davvero duro. Però anche quello è un pavimento. Nell'Alto Medioevo erano così le pavimentazioni delle strade. Quando poi ci sono le disponibilità economiche e c'è anche un governo centrale che in qualche modo coordina un'urbanistica di una città che si sta sviluppando, a quel punto possono essere realizzate queste pavimentazioni più monumentali, diciamo così, con materiale a disposizione, quindi la trachite o le altinelle. Ad esempio a Venezia fino a un certo momento, ma come in realtà anche in altre parti d'Italia, nei primi secoli dell'Alto Medioevo non si produceva più il mattone. Perché riconosciamo le strutture che tendenzialmente possiamo dire altomedievali dalla loro apparecchiatura muraria e dagli elementi che vi sono all'interno? Perché sono materiali di recupero. Il campanile di San Marco, quello vecchio, era fatto così, era fatto con materiali di recupero che veniva dal Tino, cioè tendenzialmente veniva da queste città abbandonate, e quindi si recuperava il materiale. Quando invece io uso materiale nuovo, faccio nuovi mattoni, fare il mattone costa, quindi vuol dire che ho disponibilità economica. Se non ce l'ho quel mattone, non ho disponibilità, ho il battuto, un battuto che comunque è un pavimento. Quindi in realtà non tutte le pavimentazioni si potranno datare, ovviamente, non tutti i rifacimenti delle pavimentazioni potremo datare, però cercheremo di dare una scansione cronologica anche in rapporto magari al materiale trovato, ai fori per i pali e anche a tutte le altre fonti che abbiamo, iconografiche, archivistiche, documentarie. Scusi, cosa c'entra Francesco Pellani?
Allora, perché Francesco Petrarca descrive la piazza a un certo punto, descrive la piazza appunto nel 1364 e ci dà in maniera chiaramente anche lì la prendiamo come una fonte che esiste ma che deve essere poi relazionata con tutti gli altri, e ci descrive la pavimentazione, che vede, mi pare che sia una delle pavimentazioni in mattone che lui vede e ce la descrive, quindi sappiamo che in qualche modo lui ha visto questa pavimentazione. Lo spessore no, però quello che vi posso dire è che Piazza San Marco in neanche un metro ha 1000 anni di storia, perché noi arriviamo comunque, per fortuna questo, perché come potete immaginare scavare in Piazza San Marco, proprio perché è molto basso, anche per questioni di sicurezza, non per altro, è complicato, ma per fortuna essendo così basso riusciamo a ricavare tutta una serie di dati veramente di 1000-1200 anni, anche di più, veramente neanche quasi un metro di profondità. E io avevo una domanda rispetto alle impalcature di fronte al Palazzo Ducale, sì. Se ci sono altre cose da dire o in questo momento no, perché è stato uno degli ultimissimi scavi che abbiamo fatto, e anzi appunto vi ho messo solo una foto che mi sono fatta mandare dalla collega velocemente, e poi tendenzialmente sarà una cosa che personalmente dal punto di vista di studio neanche toccherò, anzi per fortuna che tra l'altro non so se c'è, doveva forse arrivare, c'è una mia collega architetto Chiara Ferro che è molto interessata a questi dati, per cui spero che avrà voglia di poter studiare anche i restauri di Forcellini dal dato archeologico. Il Pozzo in realtà non ho tanto di più da dire perché effettivamente non ci è interessato più di tanto. Sia perché appunto avremmo per i livelli comunque di profondità a cui potevamo arrivare avremmo scavato solo la sabbia, ma tendenzialmente da quello che abbiamo visto è un pozzo alla veneziana classico, molto grande, è sicuramente penso il più grande che c'è a Venezia, quindi un'opera sicuramente ingegneristica di alto livello, però ecco, dal punto di vista archeologico non vi saprei dire altro perché effettivamente non l'abbiamo indagato in questo contesto. Però ha distrutto la chiesa di San Gimignano, questo lo possiamo dire. Se non c'è nessuno. A proposito della chiesa di San Gimignano, ho capito bene, veniva spostata, ma quante volte è stata spostata? Almeno 3. E tecnicamente come facevano? La distruggevano e la rimontavano? Sì. La rimontavano, diciamo che la ricostruivano in rapporto al gusto dell'epoca, quindi se noi pensiamo che quella che abbiamo trovato quasi certamente noi potrebbe essere la prima, quindi quella alto medievale, diciamo così, sicuramente in un momento imprecisato spero il dato di cronologia, per quelle sono importanti le ossa, dall'ultima sepoltura che abbiamo, che tendenzialmente ci può dare un terminus post quem, a Ziani, quindi siamo alla fine del 1200, abbiamo uno spostamento, perché poi è Ziani che la mette in fondo. Quindi abbiamo, dai dati che abbiamo, un altro spostamento, ma che al momento non sappiamo né collocare topograficamente né cronologicamente. Io anche per questo spero che l'aiuto che ci daranno gli colleghi dell'Archivio di Stato di Venezia sarà fondamentale anche per vedere se riusciamo a ricavare qualche altro dato in più da questo punto di vista. E io ho un'altra domanda. Il Rio Battario, può dirci qualcosa di più? Quando è stato interrato? Da Ziani sempre. E perché? Solo per ampliare la piazza? Allora, Ziani è stato il primo che ha voluto dare la conformazione di piazza a Piazza San Marco, perché appunto come vedevamo anche nel disegno ricostruttivo che vi ho fatto vedere all'inizio, c'era effettivamente un po' una confusione di strutture evidentemente a un certo punto, no? Non si poteva considerare una piazza, aveva questo canale che la tagliava in due, una chiesa da una parte, un castello da una parte, una chiesa dall'altra parte. Lui a un certo punto ha detto basta, qua diventerà una piazza, e quindi per fare questo ha dovuto in qualche modo spostare in parte gli edifici appunto che ostruivano questa visione, ma anche interrare il canale, perché il canale tra l'altro era un canale abbastanza ampio
lui gli crea questa doppia volta, che appunto si vede bene nei disegni, nelle foto appunto che ci lascia Berger. Quindi era un canale comunque abbastanza ampio, lo interra, e a quel punto non abbiamo più l'idea di un qualcosa di divisivo, no? Di qualcosa che c'è da una parte, poi da una parte ci doveva essere una specie di orto, quindi una zona comunque coltivata. Lui voleva che lui è stato veramente il primo che ha voluto che quello fosse un salotto, e che effettivamente è quello che poi vediamo anche adesso, perché chiaramente a parte il gusto rinascimentale del Cinquecento che ha cambiato la visione, ma la conformazione della piazza è lui il primo che gliel'ha data, e quindi ha dovuto interrare e spostare tutto quello che secondo lui disturbava questa sua visione urbanistica differente rispetto a quello che era prima. Quindi vedete appunto, come si dice, Piazza San Marco non è assolutamente stata sempre così come la vediamo, è un paesaggio che si è evoluto, un paesaggio urbano ovviamente che si è evoluto, e che appunto speriamo che con questi dati, assieme a quello che già conosciamo, di poter in qualche modo fornire la sua evoluzione dalle origini, chiamiamole così, fino al 2024. Se ho capito bene, non è stato possibile lavorare sul Rio Batario adesso, per ora no. Quindi ci sono soltanto i dati, le fotografie, le documentazioni, ma è un peccato perché probabilmente per interrarlo hanno buttato dentro un sacco di materiale che potrebbe essere utile per gli studi. Sì, allora in realtà il Rio Batario in parte venne intercettato quando fecero, mi ricordo in che anni, dei lavori sempre per le opere dell'insula marciana attorno al campanile. In quel caso lì fecero degli scavi un pochino più profondi e riuscirono a intercettare, si pensa, una parte del Rio Batario, però anche quelli erano scavi emergenziali, quindi è stato recuperato poco. Vediamo insomma se magari ci sarà altra occasione. Noi adesso un'indagine comunque nell'area in cui più o meno doveva partire Rio Batario proveremo a rifarla, però appunto abbiamo visto l'altra volta che è stato veramente difficoltoso dal punto di vista della sicurezza, e chiaramente viene per prima la sicurezza in cantiere, è stato complicato, quindi abbiamo dovuto richiudere. Ci riproviamo, vediamo se possiamo avere, dipende anche molto dalla stagione ovviamente, perché adesso abbiamo anche il problema delle acque alte, però magari tra un paio di mesi può essere magari sia meglio la situazione, però ormai è talmente forse anche questo concetto che ci proviamo e vediamo quello che riusciamo a fare. Una domandina rapida. E la piazzetta? Non ci ha detto niente della piazzetta. E tra le colonne di Marco e Todaro avete scavato là? Si sa niente? No, là non andremo a scavare. Là abbiamo dei dati che recuperati da scavi che hanno fatto per le rive. Sono quelli appunto di cui parlavo prima, tra il 2005 e il 2007. E purtroppo furono scavi anche quelli in contesto emergenziale, quindi non vennero fatti approfondimenti. E qualcosa è venuto fuori, deve essere ancora un po' studiata la documentazione, ma principalmente pavimentazioni. Era pavimentazione in cotto, sì, in Antinelle, era tutta rossa, diciamo così, la piazzetta, molto probabilmente. Però ecco sì, quello che sarà interessante, in realtà secondo me è molto più interessante, dove dovremo fare lo scavo la prossima settimana, perché saremo sempre in piazzetta, però saremo appunto più verso la riva, l'attuale riva, quindi noi adesso abbiamo scavato davanti a Palazzo Ducale, appunto angolo Porta della Carta, abbiamo fatto poi un altro saggio poco più in là e abbiamo già visto da lì che le pavimentazioni della piazzetta non corrispondono a quelle della piazza, ne ha molte meno, perché c'era la riva, quindi a un certo punto anche appunto lo studio della pavimentazione, che sarà veramente uno studio a calcolo, ci permetterà di capire in base probabilmente, cioè è un dato in più, io dico sempre è un dato che verrà messo insieme a tutti gli altri che abbiamo, il dato dello studio delle pavimentazioni, dei rifacimenti delle pavimentazioni ci permetterà di ipotizzare quando effettivamente e in che punto la riva è stata spostata. Sì, questo è molto interessante, vedere dove arrivava Palazzo Ducale, esatto. E probabilmente era in acqua. C'è questa ipotesi che non ci fosse la riva, esatto. Che sorgesse già dall'acqua, quindi un'immagine io penso semplicemente che fosse più piccola e che fosse più spostato verso la chiesa, perché comunque anche la chiesa che noi vediamo adesso
è le ultime fasi, poi sappiamo che San Marco, però era la Sant'Odaro che si dice che non è mai stata individuata, in realtà comunque la chiesa primitiva, la primitiva San Marco, chiamiamola così, era molto più piccola, quindi tutto era molto più raccolto. Il palazzo ducale delle origini, il castrum, quello che era molto più piccolo, quindi semplicemente, secondo me, più che pensarla in acqua, era semplicemente più spostato verso... È come se magari tra 1000 anni in realtà la riva di Piazza San Marco arrivasse fino al punto della dogana e invece appunto scopriranno, perché avranno anche tutti i dati dei nostri scavi, che in realtà la riva era molto più interna. Ma la domanda è: quando hanno tirato su le colonne di Marco e Todaro, che hanno una datazione precisa, l'elevazione, c'era già la piazza, c'era già il cotto? Sì, evidentemente sì, quando hanno tirato su le colonne quella zona lì era già effettivamente, certo. Grazie mille. Niente. Sì, perché sennò non viene la registrazione. Non abbiamo sentito la domanda. È una curiosità, le altinelle che vengono tolte per proseguire nello scavo, nel momento in cui viene ripristinato, diciamo, il terreno e viene chiuso lo scavo, che fine fanno? Cioè vengono ripristinate, vengono rimosse, punto e basta? Sì, allora lì c'è un modus operandi che dipende un po' dai funzionari. Il mio, come vado avanti io, è che chiaramente le altinelle si controllano, che non abbiano delle particolarità, però poi io tendo a lasciare il materiale nel punto in cui l'ho trovato, chiaramente non riposizionandolo, ma io chiedo ai miei colleghi archeologi che stanno sul campo che venga fatta una nicchietta in cui mettere all'interno appunto le altinelle e documentare in relazione che in quel punto vengono posizionate le altinelle. Non sempre viene fatto questo, tant'è che io al Lazzaretto Nuovo, dove abbiamo il nostro deposito, ho 36 casse di altinelle tolte quando hanno fatto le rive a San Marco, appunto questo lavoro qua, di cui tra l'altro 9 bancali restaurati. Quindi se qualcuno, tra l'altro appello, se qualcuno volesse musealizzare da qualche parte dei bancali della pavimentazione in altinelle già restaurato, ditemelo che ve le porto subito. Comune, fondazioni, Ateneo Veneto, si fa un deposito per musealizzazione, che così, almeno così le vedete, no? Almeno così le vedete e possono essere viste, cioè se no me le tengo io, però non riesco a musealizzarle. Quindi ne ho 9 e più ho 30 casse appunto di altinelle, però almeno quelle restaurate, visto che le abbiamo restaurate, se qualcuno avesse un posto pubblico in cui farle fruire, sono qua. Grazie. C'è un'altra domanda in fondo? Sì, 2 curiosità. Volevo capire se hanno dovuto distruggere certe porzioni di pavimentazione per mettere le pompe. E poi un'altra cosa, se avete potuto prelevare scheletri per studiarli, sì, e in quel caso dove saranno conservati? Allora sì, hanno, diciamo, per la pavimentazione in altinelle, ove possibile, viene sempre tenuta integra. Ovviamente, come appunto chiedeva la domanda precedente il signore, noi per andare giù, per poter indagare i livelli più antichi, abbiamo dovuto ovviamente rimuovere le altinelle. E dove invece hanno posizionato le pompe, chiaramente viene valutato assieme alla soprintendenza, però vengono solitamente comunque i buchi per le pompe, per tutte queste infrastrutture vengono fatte ove possibile, senza distruggendo il meno possibile di quello che è stato individuato, che tendenzialmente una volta che viene scavato, documentato, fotografato eccetera, viene poi ricoperto con geotessuto e poi viene rimessa sopra la terra. Quindi anche quando hanno fatto, per esempio nella San Geminiano, quando hanno fatto lì contestualmente, oltre il lavoro delle pavimentazioni, Veritas ha dovuto rifare una tubazione.
E si è confrontata ovviamente con la soprintendenza e il tubo nuovo è stato posizionato in modo tale da non toccare minimamente i resti di San Gimignano, che quindi sono ancora lì, e se un domani qualcuno volesse aprirli prenderà la nostra documentazione, troverà il nostro geotessuto e potrà ricominciare lo scavo da dove noi l'abbiamo lasciato. Gli scheletri, scusate. Gli scheletri sì, sono stati rimossi tutti e saranno studiati e poi verranno posizionati sempre nei nostri depositi. E non so se magari i colleghi che allestiranno il futuro museo archeologico della Laguna, poi ci sarà il museo archeologico di Venezia o anche altre strutture museali, chiunque volesse musealizzare gli scavi di Piazza San Marco. Noi come ente facciamo tutela, in realtà facciamo anche valorizzazione, se no non sarei qua stasera, però ecco, diciamo che poi il compito della fruizione dei beni, allestimento mostre o comunque musei, diciamo, sono i nostri fratelli della direzione regionale musei o eventualmente i musei civici, che si potrà eventualmente prevedere magari anche una mostra, intanto una mostra che possa così raccontare quello che un po' vi sto raccontando io stasera, però magari attraverso foto, immagini, reperti, non tantissimi, però qualcosa c'è, e magari anche gli scheletri. La musealizzazione degli scheletri è un qualcosa di un po' controverso, devo dire la verità, deve essere fatto ovviamente con tutta una serie di criteri, però secondo me è interessante comunque vedere i nostri antenati e quello che ci possono ancora raccontare, anche se non ci sono più, però ci possono veramente dare tantissime informazioni su chi erano e come vivevano. Una curiosità, il Rio Batario cosa congiungeva? Il Rio Batario sì. Cosa congiungeva? Allora, il Rio Batario è appunto una di quelle cose che effettivamente Berchet ci traccia veramente bene, è qua. Più o meno, quindi non dico a metà della piazza, però a un terzo della piazza, e tagliava in due il longitudinale, sì. Non sento. Un attimo, arriva. Mi hanno chiesto qua, adesso arrivo. Sì, buonasera dottoressa Sabini. Io ho una curiosità di natura diversa. Sì. Ci ha detto prima nelle risposte precedenti più di una volta che certi tipi, diciamo, di ispezione non sono stati fatti per delle ragioni di sicurezza legate appunto alla posizione e alla struttura, no, della piazza. Ero un attimo curioso di sapere quali erano alcune di queste criticità, diciamo, perlomeno quelle principali, perché da esterni, diciamo, uno vede una situazione in piano bella ampia e quindi mi incuriosiva questo aspetto delicato. Allora sì, perché di fatto noi quando facciamo gli scavi in questi mini cantieri non andiamo a indagare tutto il mini cantiere, diciamo dell'area scoperta noi scegliamo di fare un saggio, un cosiddetto saggio appunto non particolarmente ampio, che eventualmente poi ampliamo nel momento in cui magari il saggio principale ci dà delle informazioni. Ovviamente siamo in un contesto complicato perché scavare in Piazza San Marco vuol dire tenere la pompa sempre accesa e spesso quando c'è acqua alta, quindi i tombini non ricevono l'acqua che io sto tirando via, lo scavo si allaga, io posso solo star lì e aspettare. Nel caso in realtà non abbiamo avuto particolari problemi di sicurezza, se non proprio questo. E non è stato un problema, nel senso che a un certo punto abbiamo visto che c'era questa criticità che poteva portare magari a problemi e quindi abbiamo ovviamente deciso di chiudere, perché era dovuto alle sabbie del pozzo. Essendo la sabbia un materiale molto friabile ed essendo in un contesto comunque umido, appena comincia a scendere la sabbia sulla sezione ti crolla addosso. Quindi se non hai delle parancole che ti bloccano però in maniera molto molto precisa e sicura il crollo del pozzo, non puoi scavare lì sotto perché ti viene addosso la sabbia e ovviamente non è una cosa fattibile. Tra l'altro poi appunto il Rio Batario era parecchio in profondità perché è un rio, quindi cioè, comunque non è una pavimentazione, comunque è un rio, per cui anche eventualmente recuperare materiale, tutto voleva dire andare molto in profondità rispetto a quelle che erano le nostre possibilità di cantiere. Grazie.